duri i banchi, un saluto e un incoraggiamento che si sente ripetere spesso passeggiando tra Cagli e Campielli dai veneziani, ma anche il nome di una società ultracentenaria benemerita lagunare, fondata nel 1903 e oggi più che mai attiva, formata da 50 galantuomini veneziani che si prodigano a diffondere i valori della venezianità in ambito culturale, sociale e soprattutto della solidarietà. 50 galantuomini veneziani che si sono riconosciuti nel motto che ha fondato la società: amare, beneficare e divertirsi. La società al suo interno ha un record assoluto. Il socio numero 1, Luigi Danesin, è entrato a farne parte il 6 gennaio del 1956, oggi presidente onorario, è ancora attivo dopo oltre 60 anni di militanza. Mi onoro di essere da 62 anni socio di questa associazione, un'associazione che veramente mi ha portato tanto bene e mi ha praticamente formato in quello che è il contesto della persona. Tante le iniziative in cantiere anche per il 2019, oltre alle borse di studio a studenti meritevoli dell'Istituto Barbarigo di Venezia e alla beneficenza.